Eder. Mech. Pallister. Riprendiamo un video di qualche giorno fa in cui andavamo a calcolare gli orari in cui Liliana passa sotto le telecamere. Adesso ci troviamo davanti alla scuola di polizia e sta per arrivare Liliana Resinovic. Le telecamere registreranno il suo transito alle 8:41:27, il che significa che Liliana, nonostante la spazzatura, sta viaggiando a 6,96 km/h. 2 minuti e 20 dopo Liliana, nello stesso punto transita Gabriella che sta andando in palestra. Dopodiché Liliana continua la sua discesa e arriva ai cassonetti della raccolta differenziata. La troviamo ai cassonetti alle 8:42:55, il che significa che ha tenuto una media di 6,2 km/h. Alle 8:43:27 Liliana è ancora ferma ai cassonetti. Gabriella, che tiene invece una velocità costante, dovrebbe essere ai cassonetti alle 8:45:12. Quindi in questo momento viaggia dietro Liliana di 1 minuto e 30. Liliana inizia a rallentare, impiega ben 53 secondi per liberarsi di 3 sacchi di spazzatura, dopodiché riparte verso Piazzale Gioberti. 210 metri soltanto la separano dall'avvistamento fatto da un autobus che la riprenderà sulle strisce pedonali di Piazzale Gioberti. 210 metri che dovrebbero essere percorsi in circa 3 minuti, Liliana avrebbe dovuto quindi essere lì alle 8:46. Liliana invece raggiungerà questo punto alle 8:50, tenendo una media incredibile, cioè 1,8 km/h, praticamente ferma. I 200 metri che la separano dai cassonetti a Piazzale Gioberti andrebbero coperti in 3 minuti, lei invece impiegherà esattamente 6 minuti e mezzo. Quindi, sempre che non si fermi da qualche parte, percorrerà 100 metri in 3 minuti e 15. Ma a noi interessa capire a che ora passa davanti alla piscina, perché è lì che sta andando Gabriella. Facendo il calcolo della velocità media, quindi sempre che Liliana non si fermi, impiegherà 156 secondi a passare davanti alla piscina. Calcolando l'orario in cui Liliana riparte dai cassonetti e sommando 156 secondi, possiamo stabilire con certezza che secondo la velocità media lei passerà davanti alla piscina alle 8:46. Ma a che ora avrebbe dovuto arrivare Gabriella invece alla piscina? Abbiamo lasciato Gabriella davanti alla scuola di polizia alle 8:44. A un passo normale arriverà in piscina anche lei incredibilmente alle 8:46, anche se noi dobbiamo considerare che Gabriella ha un passo veloce, quindi potrebbe arrivare addirittura prima. E allora ecco perché Gabriella ha sempre detto che quella ripresa dalle telecamere non è Liliana, perché dati alla mano le due avrebbero dovuto incontrarsi, e se anche Gabriella non fosse giunta in tempo, Liliana si trovava lì a pochi metri, così pochi che Gabriella avrebbe dovuto scorgerla davanti a sé. Considerando i loro orari di transito, sicuramente c'è qualcosa che non torna e Gabriella avrebbe dovuto incontrare Liliana all'altezza della piscina. A meno che Liliana quella mattina non si è fermata da qualche parte nel tragitto che va dai cassonetti a Piazzale Gioberti. In alternativa abbiamo la certezza matematica che quella inquadrata in Piazzale Gioberti non sia Liliana. È quindi praticamente ufficiale che c'è qualcosa che non torna. Se Liliana si fosse fermata in qualche posto nel tragitto tra i cassonetti e Piazzale Gioberti, unica cosa che spiegherebbe i tempi di percorrenza così lunghi, il proprietario di questo posto, con tutto il marasma mediatico che c'è stato, l'avrebbe sicuramente detto. A meno che durante questa sosta non è accaduto qualcosa che non si poteva assolutamente dire. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.